Santo Stefano di Quisquina, nel cuore dei Monti Sicani, è un territorio in cui natura, cultura e tradizione convivono in modo autentico, dando vita ad un patrimonio ricco di storia, di saperi, di identità. È un borgo che conserva ancora oggi il legame profondo con le sue radici e in questo contesto si inserisce la sagra del formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi, uno degli appuntamenti più rappresentativi del nostro territorio. E noi lo scopriamo insieme. Ma dietro c'è tanta organizzazione, tanta promozione del territorio e fatemi dire tanto amore per il territorio. Non è soltanto diciamo un patrimonio della comunità di Santo Stefano Quisquina, ma dell'intero comprensorio dell'area dei Sicani. Questo è il vero senso del patto, diciamo, di collaborazione con il Museo dei Cinque Sensi di Sciacca. Proprio ieri abbiamo firmato la rete dei Cinque Sensi che coinvolge da Sciacca passando per Ribera tutte le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Sono dei territori che vogliono uscire dalla marginalità che ci affligge per un disastro anche infrastrutturale, essendo consapevoli che abbiamo delle bellezze naturalistiche, ambientali che possono fare la differenza. Tra l'altro, girando un po' per gli stand, abbiamo visto che è un prodotto che si rinnova in base a un mercato che cambia, quindi fate anche uno sforzo per non rimanere attraverso le proprie radici per proiettarvi verso il futuro. Assolutamente, l'eccellenza è data dai nostri pascoli, dal nostro materiale umano, dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, diceva bene lei, dalle nostre radici. Ma i nostri pastori oggi hanno voluto, obiettivamente dare continuità anche a delle scelte commerciali che sono imposte dal mercato. Abbiamo per questo organizzato un corso specifico con l'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Stagione dei Formaggi. Abbiamo voluto premiare ieri due eccellenze, la pasticceria Scimone e il maestro pasticcere Mangione di Agrigento, come ambasciatori del gusto dei nostri prodotti tipici. Ecco, stiamo cercando di aggredire anche i mercati non solo regionali ma nazionali, anche qui avendo la certezza che delle nostre aziende hanno il top della qualità. Vorrei ricordare a me stesso che due aziende hanno vinto il miglior pecorino DOP della Sicilia. Direi un grande successo, anche quest'anno per la 24esima volta la Sagra del Formaggio diventa un appuntamento fondamentale per la nostra comunità. Sagra del formaggio ma anche di tanti altri prodotti che sono di Santo Stefano ma che sono anche del nostro territorio. L'amministrazione comunale, il comune di Santo Stefano Quisquina ritiene che questo sia un appuntamento fondamentale per far emergere quello che si fa nel territorio, ma quello anche che le singole persone costruiscono nel nostro territorio. È un lavoro che va avanti nel corso di tutto l'anno, questa è una consacrazione finale, ma è davvero un coronamento di un lavoro corale che viene fatto dall'intera comunità. La ricotta trionfa anche in tante preparazioni che state offrendo al pubblico. Cosa? Sì, noi siamo legati molto al territorio, ovviamente non potevamo non mettere ricotta e formaggi ovviamente semistagionati e stagionati di Santo Stefano di Quisquina, quindi abbiamo legato molto il territorio, però essendo una scuola, io sono Parello Luigi, sono docente di enogastronomia e rappresento l'istituto di Bivona, quindi non potevamo esimerci di essere presenti e di promuovere quello che è il territorio. I nostri ragazzi hanno fatto un percorso didattico ed enogastronomico e poi con la degustazione finale, una performance oggi d'eccezione. Ovviamente abbiamo legato molte preparazioni salate e delle preparazioni dolci. Ovviamente leghiamo il territorio, la tradizione e l'innovazione. Come vedete sono tutti in chiave finger food. È un evento che anno dopo anno celebra le eccellenze agroalimentari locali e il lavoro di produttori e artigiani che con passione e dedizione mantengono vive le tecniche e le conoscenze legate alla tradizione casearia. Io sono Valente Longo Salvatore. Stiamo facendo oggi la ricotta, la sagra della ricotta, dal produttore al consumatore. A 70 anni che io faccio questo mestiere. La ricotta di Santo Stefano è una delle migliori della Sicilia, perché? Una delle migliori perché abbiamo pascole
buonissime, l'acqua e il territorio è proprio tutto buonissimo, sia la ricotta sia il grano, tutto buonissimo. Anche la verdura sono buonissime perché abbiamo le terre buonissime, l'acqua, ci sono delle risorgive, si può bere tranquillamente. Perfetto. Noi siamo per la storia e per rinnovare. E i giovani E i amano giovani questo lavoro? ma i giovani cerchiamo di tramandare se vogliono prendere. Questo è il nostro. E risposte un pochettino non tanto buone. Cercano qualcuno. Dice mio figlio, ma siccome c'erano le pecore non si possono lasciare da sole. Però noi cerchiamo di tramandare per rinnovare le nostre tradizioni. A Sciacca nasce la rete dei cinque sensi, serve a valorizzare il territorio, le sue tradizioni, ma i suoi sapori principalmente. Ce ne racconti qualcosa? Assolutamente sì, direi anche raccontiamo quelli che sono i cinque sensi. Si tratta di una rete interterritoriale che parte da Sciacca ma può anche partire da Santo Stefano e coinvolge i seguenti comuni: Santo Stefano, Bivona, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Cianciana, Ribera e Sciacca. Ogni comune racconta, ogni territorio racconta il proprio prodotto agroalimentare come eccellenza e vogliamo incentivare quella che è la connessione, la cooperazione che è così tanto difficile appunto tra territori e spiegando appunto, facendo capire come sia importante lavorare insieme per poter crescere in maniera sostenibile tutti quanti. Nome e cognome? Desiree Libassi della cooperativa di comunità Identità e Bellezza.